Buona giornata telespettatrici e telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Oggi come ogni lunedì vediamo subito quello che è il tema del nostro sondaggio, del quale poi vi renderemo noto l'esito nel corso dell'approfondimento di prima serata a Ring. È come sempre la politica, scisma da re, ritornare alla Lega Nord. A questo vi chiediamo di rispondere come sempre con uno squillo ai numeri che vedete in sovraimpressione. E veniamo subito alle notizie di quest'oggi. Apriamo con il maltempo, ondata di maltempo che si è abbattuta nella giornata di ieri sulla nostra regione. Oggi fortunatamente il tempo sembra essere migliorato, ma si sono vissuti momenti di apprensione. Per un bilancio ed un riepilogo di questo fine settimana con il fiato sospeso abbiamo in collegamento l'assessore regionale alla protezione civile della Regione Veneto, Giampaolo Bottacin. Buongiorno Assessore, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, allora, come siamo e che fine settimana è stato? Ma intanto partiamo dalle previsioni meteo e dicono che l'ondata di maltempo che ha interessato il Veneto in questo fine settimana, ma anche nei giorni precedenti, è terminata, quindi nei prossimi giorni ci sarà un tempo che sarà sicuramente migliore rispetto al passato, quindi non vedremo più le piogge che abbiamo avuto nei giorni scorsi. Il fine settimana è stato particolarmente complesso nella giornata di ieri e lo avevamo detto, avevamo emesso il bollettino di allertamento già sabato dicendo che domenica sarebbe stata una giornata impegnativa e infatti è stata impegnativa perché abbiamo avuto precipitazioni copiose, anche superiori ai 100 mm nell'arco delle 24 ore, abbiamo raggiunto punte di oltre 130 mm nella zona del Cansiglio, nella zona del Grappa, nella zona di Recoaro, e questo ha fatto ingrossare i principali corsi d'acqua che erano già approvati dalle condizioni dei giorni precedenti. Grazie al fatto che abbiamo realizzato in questi anni dei bacini di laminazione, ne abbiamo utilizzati 4, 2 per quanto riguarda l'Agnoguà, in modo particolare Montebello e Trissino, 1 per quanto riguarda il Bacchiglione, quello sull'Orolo, sull'affluente del Bacchiglione, e 1 sul Musone dei Sassi, che avevamo già usato 2 volte anche a novembre, negli eventi meteo di novembre, che salvano tutti i centri abitati che stanno a valle rispetto al bacino di laminazione, in primis Castelfranco Veneto nel caso del bacino sul Musone dei Sassi. Questo a sottolineare non l'importanza, ma la necessità, l'obbligatorietà di realizzare le opere che ancora mancano, i bacini di laminazione che ancora mancano nel nostro piano. Oltre a questo, ricordo che abbiamo realizzato in questi anni centinaia di milioni di euro di investimenti sia sulla manutenzione, sia sul consolidamento degli argini, innalzamento degli argini, briglie, scogliere, insomma tutta una serie di opere, 2527 cantieri nell'arco degli ultimi 4 anni avviati, cosa che non era mai accaduto nella storia della Regione Veneto. Ecco, quindi Assessore, diciamo un fine settimana con il fiato sospeso, ma fortunatamente diciamo eventi di particolare gravità non se ne sono verificati, grazie anche appunto all'attivazione dei bacini. Grazie all'attivazione dei bacini, grazie agli interventi che abbiamo realizzato nel corso di questi anni, cioè realizzare 2527 interventi per oltre 1 miliardo di euro porta a conseguenze positive. E spesso il rammarico è che quando realizziamo queste opere abbiamo la strada non in discesa come uno dovrebbe pensare, ma in salita, dove ci sono ostilità di tutti i tipi, compresi i ricorsi ai tribunali. Poi dopo magari il tribunale dà torto a chi ha fatto il ricorso, però intanto rimaniamo fermi per anni in attesa della sentenza del tribunale. Questo non va assolutamente bene. Ecco, è evidente che i suoi riferimenti sono appunto alla ben nota polemica per il bacino di laminazione del Piave sulle Grave di Ciano. Ma ritornando proprio all'immediatezza di questo fine settimana, rimane l'allerta valanghe in montagna, no Assessore? Perché è caduta di nuovo altra neve e frane e smottamenti sulla pedemontana soprattutto. Sì, no, sottolineo che la mia non è una polemica, ma è un dato oggettivo, non riguarda solo Ciano, anche se su Ciano il sindaco capofila è del mio partito. Io ho suggerito al mio segretario
regionale di intervenire, visto e considerato che qui si interviene, avete fatto il sondaggio su alcune dichiarazioni di esponenti, su fatti come questi nel merito, perché voglio dire il ricorso era contro il sottoscritto, contro il Presidente della Regione, contro il Vice Ministro Gava, il Vice Ministro dell'Ambiente, quindi c'è un problema anche politico che va affrontato, ma al di là di questo non è riferito solo a questo intervento, è riferito anche a altri interventi, il bacino di Sandrigo Breganze, il bacino anche di Caldogno che adesso è realizzato e abbiamo utilizzato, anche lì ci furono grosse contestazioni. Venerdì è stato inaugurato dal Presidente Zaia la condotta per le acque che portano il FAS a Montagnana, ma le portano dai campo pozzi che abbiamo fatto nel Padovano, e quando abbiamo tagliato 12 alberi per fare i pozzi si scatenarono delle polemiche mostruose con interrogazioni in Consiglio regionale, minacce, accuse eccetera. Guardi, mi creda, non è semplice cercare di portare a casa risultati per i cittadini in questo clima, perché io in questi anni ne ho passate di tutti i colori. Detto questo, sulle valanghe ovviamente rischio rilevante, e invito tutti a leggere i bollettini, perché anche purtroppo per fortuna non in Veneto, ma purtroppo perché è accaduto, ci sono stati diversi morti anche in questo fine settimana a causa delle valanghe, e io invito tutti a non esporsi inutilmente al rischio, perché oltre ad esporre se stessi poi espongono anche i soccorritori che devono andare a intervenire per cercare di trarli in salvo, e questo è gravissimo, per cui l'invito a tutti i cittadini che affrontano la montagna da farlo ma in sicurezza, con gli equipaggiamenti adeguati, con le condizioni meteo adeguate, ma non esponendosi inutilmente a rischi che possono portare anche alla morte. Certo, senz'altro. Assessore, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, so che ha una mattinata davvero ricca di impegni e di appuntamenti, e di aver trovato quindi questi minuti per farci il punto, insomma, della situazione a mezzogiorno di lunedì. Grazie ancora, buona giornata. Giampaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione Civile, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie. Allora, noi continuiamo ora a questa carrellata, diciamo, sull'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione. Dicevamo di frane e smottamenti soprattutto nell'area della Pedemontana. Da Tarzo vedo che abbiamo in collegamento la nostra Edi Caliman. Buongiorno Edi. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Siamo precisamente nella frazione di Tarzo che si chiama Arfanta, dietro di noi, e siamo in compagnia del sindaco Boff, che come vedi ha ancora la divisa della Protezione Civile, perché per gran parte della notte il sindaco insieme ai volontari della Protezione Civile lavorato per cercare di mettere in sicurezza questa piccola stradina secondaria che porta a 3 abitazioni che hanno rimasto isolate a causa di una frana, non l'unica frana nella frazione e nel comune di Tarzo. Sindaco, facciamo un po' il punto della situazione. Ma ieri dal pomeriggio, dalle 16 del pomeriggio alle 10 di ieri sera, sono scesi sul nostro territorio, la centralina di Nungarolo li ha monitorati, 60 mm d'acqua, quindi un mole d'acqua molto importante. Qui siamo su un versante collinare molto fragile, che è tutto questo di Arfanta, che è quello che è stato oggetto poi anche dell'alluvione del Molinetto, all'ora del Molinetto, e verso le 16:30 abbiamo avuto le prime informazioni che c'era stata questa frana e quindi che c'erano queste famiglie isolate. Siamo intervenuti immediatamente con i 9 volontari della Protezione Civile di Tarzo e dell'AVAP Tarzo Revine Lago, con l'assessore Baldassar, e siamo intervenuti sul posto, abbiamo allertato subito l'ufficio tecnico, abbiamo reperito la prima azienda che si è resa disponibile, che è intervenuta subito sul posto, grazie anche all'aiuto poi dei residenti. C'era un ragazzo, un signor Ceotto, che sapeva guidare il camion, per cui ha aiutato anche la ditta, perché reperire poi gente alla domenica è anche molto difficile, e quindi siamo riusciti ieri entro le 11 di ieri sera a sgombrare questa strada, a pulirla, in modo che i residenti non fossero interclusi e anche nell'emergenza potessero accedere. Poi nel frattempo, mentre stavamo intervenendo su questa frana, abbiamo appreso che c'era stato un altro smottamento sulla strada che porta da Arfanta al Molinetto, e la strada era interclusa. Lì abbiamo dovuto chiuderla, ma c'era possibilità d'accesso sia da un lato che dall'altro,
e un'altra strada a Parè che è partita tutta la scarpata sotto, lì eravamo arrivata quasi sotto l'asfalto, per cui anche lì abbiamo dovuto chiudere la strada, ma per i residenti vi era la possibilità d'accesso da uno o dall'altro lato della strada, per cui abbiamo chiuso quel tratto che non precludeva l'accesso alle abitazioni. Adesso vedremo, stamattina abbiamo fatto una ricognizione, siamo ancora in giro oggi perché la strada verso il Molinetto si sta ancora lavorando per sgombrarla. Domani avremo i primi sopralluoghi con un geologo che verrà in luogo per eventualmente trovare anche quelle che possono essere soluzioni. Stiamo dialogando anche con la provincia. Mi sono sentito prima con l'assessore Bottacin, che devo dire è sempre molto tempestivo nel contattarci per vedere appunto che tipo di danni ci sono stati e gli interventi che anche in passato abbiamo fatto grazie anche alla collaborazione dell'assessore Bottacin sul nostro territorio, che è molto sensibile sia alle dinamiche di protezione civile ma anche alle dinamiche di prevenzione con gli interventi che poi vengono programmati. Per fortuna nessun ferito, nessuna persona è rimasta ferita e la strada è stata sgomberata in pochissimo tempo. Prima, sindaco, abbiamo visto un volontario che portava del cibo a un anziano. Sì, noi qua abbiamo un anziano residente, abbiamo una persona con difficoltà di deambulazione e quindi era importante che questa viabilità fosse aperta. Sottolineavamo prima quanto importante sia, e lo dice sempre anche l'assessore Bottacin, quando arrivano i bollettini di allerta meteo, la cittadinanza deve guardarli perché sono importanti, è importante che siano diffusi, noi li diffondiamo sempre anche attraverso i nostri canali social, perché ovviamente quando vengono date allerte importanti, arancioni o rosse, se proprio gli spostamenti non sono necessari, anche proprio per la sicurezza delle persone, cercare di tenerne in considerazione e limitare i propri spostamenti al necessario quando ci sono allerte importanti, perché le allerte non vengono fatte a caso ma sono calcolate in base ai dati sulle precipitazioni e quindi anche eventuali frane eccetera e chiusura di strade o trovarsi magari nel momento in cui proprio viene giù la frana, è importante appunto tener conto dei bollettini perché sono informazioni importanti che oggi abbiamo, una volta non c'erano ma oggi ci sono e usiamoli. Sindaco, 2 settimane fa eravamo a testimoniare anche con Simone Merlo, che ringrazio per l'aiuto al comparto tecnico, a testimoniare una frana a Farra di Soligo in via Collagù che con le piogge di queste scorse ore è peggiorata. Parliamo sempre di un territorio collinare, un territorio quello della Pedemontana, delle colline, delle nostre colline del Veneto, molto fragile. Prima fuori microfono ci raccontava della conformazione di queste colline che insomma fanno un po' la conformazione tecnica proprio porta a questo tipo di frane e il terreno è molto pregno d'acqua. Ma vedevamo proprio qualche anno fa un dipinto che mi sembra fosse del 400 dove si vedeva raffigurato un ruscello di quei nostri ruscelli qua del territorio dove l'acqua era tutta marrone, cioè le nostre colline sono colline dove sotto c'è lo strato di argilla, sopra ci sono circa 80 cm di strato di terra e quindi sono colline estremamente fragili. Io mi ricordo quando ci fu l'alluvione del Molinetto, noi facemmo una ricognizione nei giorni successivi con un geologo che fece la ricognizione di tutto il territorio e qui c'è l'importanza del presidio del territorio, cioè i nostri agricoltori che presidiano il territorio ai fini proprio della prevenzione sono molto importanti perché l'89% dei movimenti franosi che noi abbiamo registrato in quell'evento lì erano al di fuori delle zone coltivate, cioè dove c'è l'abbandono, dove non c'è, dove il bosco non viene curato, lì c'è la maggior probabilità di erosione e lì poi è il punto dove partono le frane, quindi noi abbiamo le strade che ahimè ci servono, che tagliano i versanti collinari e poi convogliano l'acqua, come in questo caso ad esempio abbiamo la provinciale sopra e convogliano l'acqua in punti specifici, quindi sono opere antropiche ma necessarie perché i cittadini si possano spostare, ma poi è importante che attorno ci sia appunto la presenza dell'uomo e quindi il fatto che noi possiamo avere dei coltivatori, degli agricoltori che presidiano il territorio è fondamentale anche in termini di prevenzione. Prevenzione, oggi vediamo splendere il sole, allerta finita fino alle 14, il bollettino dice vediamo il sole, cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore in questa zona, sindaco?
Ma i bollettini danno una fase di miglioramento per tutta la settimana, per cui diciamo adesso l'evento importante è passato, adesso l'acqua si sta pian pianino, le colline che si sono inzuppate come spugne si stanno pian pianino svuotando e ci lasciano anche maggiore possibilità di intervenire, perché è ovvio che meno bombo d'acqua è il terreno, più facile è anche spostarlo e più facile anche fare gli interventi, quindi al di là dell'intervento di emergenza stiamo attendendo anche per gli altri interventi che il terreno si asciughi un attimo, anche perché intervenire in situazioni in cui il terreno è molto pesante, è molto bagnato, è anche un pericoloso per chi opera, quindi lo si fa in caso di emergenza, poi si aspetta che il tutto si asciughi un attimo e poi si programma, si fanno le verifiche con i tecnici che ci daranno poi loro le soluzioni su come intervenire e poi si programmeranno gli interventi. Grazie Sindaco. Marta, da Tarso è tutto. Io ti lascerei chiedo anche a Simone di far vedere il luogo dove ci troviamo, una panoramica giusto per far capire anche ai telespettatori da casa un po' anche la difficoltà di operare in un versante così ripido e anche il motivo per cui queste frane sono successe nelle scorse ore. Marta, se non hai domande da Tarso con Simone Merlo ti restituirei la linea. Grazie per questo collegamento a Edi Caliman, al sindaco Boff. Noi dalla Pedemontana andiamo nel veneziano, ci colleghiamo con Marcon dove c'è la nostra Ilaria Marchiori. La cronaca ora in primo piano perché ieri si è verificato nel territorio comunale di Marcon un episodio davvero sconcertante che sta allarmando non poco. Ilaria, a te, che cosa è successo? Buongiorno a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo qui in compagnia del sindaco di Marcon, Matteo Romanello, benvenuto sindaco, per parlare di quanto accaduto appunto ieri pomeriggio, dei ragazzini, tutti minorenni. Tecnico di collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinare la chiamando linea. I carabinieri che una volta giunti sul posto non hanno più trovato i ragazzini perché avendo visto che stavano arrivando le forze dell'ordine sono riusciti a scappare. Cosa è successo nel pomeriggio? Il sindaco ovviamente sfruttando anche la possibilità dei social che magari potevano essere visionati anche appunto dai ragazzini che li usano con frequenza, lanciato un appello sia ai ragazzini che si erano resi responsabili di questo gesto che alle famiglie, dicendo: le famiglie si sono chieste dove fossero i loro figli oggi e questa mattina c'è stata una bella sorpresa, sindaco. Esattamente, abbiamo avuto un genitore accompagnato dal figlio che si è presentato in municipio e quindi diciamo che hanno portato la testimonianza. Io ovviamente ho messo davanti alle proprie responsabilità il ragazzino minorenne, circa 12-13 anni, e devo essere sincero, ho apprezzato notevolmente il passaggio del genitore che si è reso responsabile e ha voluto sollecitare appunto il figlio di quelle che fossero le proprie responsabilità. Rimane l'amarezza per un gesto davvero insolito, un comportamento non giustificabile anche se stiamo parlando di minorenni, e che lascia l'amaro in bocca, perché non è pensabile che appunto per noia, per una bravata, dei giovani possano permettersi un gesto di questo tipo che metta a repentaglio la circolazione e la sicurezza di coloro che in una domenica stanno circolando per il territorio e appunto si vedono arrivare un sasso dal cielo. Siamo veramente amareggiati per tutto questo. Ecco sindaco, naturalmente la sua speranza è che dopo aver dichiarato che questa mattina una famiglia e uno dei ragazzini si sono recati qui, lo facciano anche gli altri assumendosi le proprie responsabilità. Esattamente, il ragazzino mi accennava che c'erano altri 8 ragazzi sempre minorenni con lui e quindi sono pronto ad accogliere coloro e le famiglie che si sentano responsabili e i loro figli, proprio per responsabilizzare soprattutto questi ragazzi, perché da un evento di questo tipo è necessario che ci sia una presa di posizione forte da parte delle famiglie. Abbiamo bisogno anche di dare i giusti messaggi ai nostri giovani e questa può essere una buona soluzione. Io li accoglierò qua, li metterò davanti alle proprie responsabilità. Ricordiamo che se dovesse
e come sta avvenendo ci sarà una denuncia nelle prossime ore per l'automobile, per quel conduttore che è stato colpito da questi sassi, prenderà ovviamente ci sarà tutto il processo e tutte quelle che saranno le verifiche giudiziarie, ma però una presa di posizione, un segno di responsabilità da queste famiglie io lo aspetto e li accolgo volentieri nel municipio di Marconi. Le hanno detto qualcosa di specifico? Il ragazzino ha parlato? Il ragazzino era molto intimorito, ovviamente, è stato responsabilizzato dal padre, ha dichiarato appunto di essere stato in compagnia e è passata come una bravata, è passato come un gesto di un ragazzo che non ha ancora la maturità per capire l'entità di quello che ha combinato, di quello che è stato fatto. Speriamo veramente che questo messaggio, che questo appello che io già da ieri sera ho lanciato a mezzo social e utilizzo voi in questo caso proprio per portare il messaggio agli ulteriori responsabili, possa veramente amplificarsi e dare un segnale forte alla nostra comunità che le famiglie ci sono, che le famiglie possono essere responsabili e sono in grado di educare i propri figli. Ecco, Sindaco, sappiamo che il Comune di Marcon è attivo anche con progetti realizzati nelle scuole. Lei è un papà, quindi conosce anche bene le problematiche che si possono fronteggiare, nello specifico poi in questa età delicata che è quella dell'adolescenza. Ha intenzione eventualmente di mettere in campo qualche futura iniziativa anche per far capire a questi ragazzini l'importanza e la gravità soprattutto di determinati gesti? Guarda, ti ringrazio di questa domanda perché arriviamo veramente da un percorso, un insieme di convegni che hanno visto uno tra i psicologi per l'età per minori a livello nazionale, che è il dottor Pellai, che ha portato proprio la propria testimonianza non più tardi di sabato sera. È stato un incontro molto partecipato presso l'istituto Tina Anselmi, c'erano circa 250 famiglie e molti insegnanti, perché continua il nostro impegno a favore della responsabilizzazione delle famiglie, della responsabilizzazione dei genitori, e uno dei temi principali che è stato trattato è proprio l'utilizzo del cellulare in età minorile e la difficoltà nel far gruppo, nel far squadra dei nostri giovani. Da questo insomma partiamo è un segnale forte che probabilmente dovremo continuare questa attivazione, ma soprattutto mi sento di dire che le famiglie e la scuola devono darci una mano per proseguire in questo percorso partecipato. Ecco, deve essere appunto un lavoro in sinergia. Rinnoviamo l'appello del sindaco anche alle altre famiglie, agli altri ragazzini che appunto si trovavano ieri pomeriggio sul cavalcavia, di assumersi la propria responsabilità, anche perché, ricordiamolo, nella zona ci sono molte telecamere di videosorveglianza, quindi ci vorrà poco comunque per riuscire ad identificarli. Ringrazio il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori per questo collegamento. Noi ora ritorniamo a parlare del maltempo che si è abbattuto nel fine settimana di nuovo sulla nostra regione. Andiamo in Pedemontana, abbiamo in diretta, ecco, la vedo nel monitor da Pianezze, la collega Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Marta e a tutte le persone che ci stanno seguendo. A Pianezze, in via Oldelle, ci troviamo proprio davanti alla frana di cui vi abbiamo raccontato lo scorso 28 febbraio, questa frana che è piombata proprio nel torrente sottostante e ha lasciato la casa in bilico proprio sul burrone. La situazione delle scorse ore è peggiorata di molto, perché a causa delle forti piogge che ci sono abbattute per tutta la giornata di ieri, nuovo terreno è franato e di conseguenza le condizioni di questo edificio sono sempre più a rischio. Con me il sindaco di Pianezze, Luca Vendramin. Sindaco, siete molto preoccupati voi per questa situazione? C'è un fortissimo pericolo. Sì, buongiorno a tutti. Chiaramente la frana non è ferma e le piogge di ieri hanno aggravato, aumentando fessurazioni anche nella roccia calcarea, che adesso risulta assolutamente sospesa nel vuoto. Chiaramente le piogge non è che aiutano. Per fortuna insomma, l'ordinanza che ha spostato la famiglia, mio malgrado, ha messo in sicurezza le persone, insomma, i residenti. Adesso dovremo fare degli studi per riuscire a togliere quella pietra calcarea sospesa.
Anche perché si vede che il giardino è franato, ci sono gli alberi che hanno le radici completamente a vista e segno che se continua così con le piogge crolleranno anche questi. Lo stesso edificio è impensabile pensare oggi di tornare all'interno di questo stabile. Sì, concordo, per ora è prematuro e anche pericoloso pensare di far tornare le persone dentro, certo. Perché finché non ci sono studi che diano la certezza diventa veramente pericoloso, insomma, non è possibile. Farete dei nuovi sopralluoghi già domani? Sì, già domani uscirà una impresa specializzata in questo genere di attività di sgaggio. Bisogna togliere quelle rocce che sono pericolanti sopra la valle per poi capire l'entità del vuoto che ci sono sotto, insomma, sotto il marciapiede, perché ovviamente bisogna agire sempre con la massima prudenza. Certo. E tra l'altro nella giornata di domenica, proprio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute sulla zona collinare tra Pianezze e Marostica, ci sono stati anche allagamenti di strade. Sì, è esondato un fossato direzione Villaraspa di Colceresa, che invece di esondare in strada è esondato tra i campi e poi è tracimato su una strada di via Tezze, quella di Comune di Pianezze, e si è portato via un po' di argine del fossato a sotto e ha anche reso instabile per un breve tratto, insomma, la pavimentazione stradale che risulta sul vuoto. Abbiamo transennato ieri con le squadre dei nostri operai e con la polizia locale di Marostica, abbiamo messo in sicurezza il punto in modo che i veicoli che passano in una strada un po' più ristretta ma comunque possano passare in sicurezza. Protezione civile allertata proprio per cercare di intervenire prima possibile per la messa in sicurezza. Io li ringrazio sempre perché sono sempre disponibili di sabato e domenica. Nei momenti di emergenza ci sono sempre, sono veramente angeli custodi, le forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezione civile sono indispensabili, quindi veramente i volontari un grazie, sperando che i volontari siano sempre e sempre di più. Un'ultima battuta tornando proprio a questa frana di via Oldelle, ci sono i tempi, si può capire in che tempi poter intervenire per mettere in totale sicurezza, definitiva sicurezza l'area? L'area si potrà intervenire in maniera abbastanza, rapida, no? Perché noi ci stiamo mettendo delle risorse anche importanti come comune. È evidente che poi da lì bisogna capire l'edificio, come mettere in sicurezza l'edificio, ed è lì la partita più difficile, visto anche quello che hanno scritto i geologi della regione, che hanno dato delle parziali soluzioni, ma tutte da studiare. Tutto da studiare, tutto da vedere, quindi Marta, hai sentito una situazione ancora tutta in itinere. Certo è che c'è parecchia preoccupazione, anche perché bisognerà, immagino, anche parlare con i proprietari stessi dello stabile per capire anche come muoversi, visto che adesso è totalmente inagibile. Per il momento è tutto, da Pianezza è tutto. Marta, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e al sindaco di Pianezze. Noi andiamo ora a Padova con Federico Fusetti per parlare degli scontri che ci sono stati allo stadio Penzo di Venezia dopo la partita Venezia-Bari e che hanno visto feriti 3 poliziotti del reparto mobile di Padova. Buongiorno Federico. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, dici bene, è un collegamento a questo che ci aiuta un po' a ricostruire quello che è accaduto, ma anche insomma a capire quali sono le criticità per evitarle insomma in futuro. Siamo nella sede del reparto mobile di Padova, siamo negli uffici della FSP, che è la Federazione Sindacale di Polizia. Siamo con Luca Capalbo, che è il segretario provinciale generale di Padova, ma che si occupa anche dei reparti mobili di tutta Italia, sempre dal punto di vista sindacale ovviamente. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, coordino l'Osservatorio Nazionale per i reparti mobili di FSP, della Federazione Sindacale di Polizia. Ci sono delle cose che stanno succedendo che non vanno bene, sono anche dei numeri che lei ha che ci fanno capire che la situazione non è certamente rosea. Riassumiamo in questo servizio quello che è successo in occasione di Venezia-Bari e poi insomma lei lancerà anche un appello perché è importante avere tolleranza zero su quello che sta succedendo. Vediamo il servizio insieme.
Stavano cercando di raggiungere i tifosi del Venezia, ma sono stati bloccati dal cordone di polizia. Violenza all'esterno dello stadio Penzo dopo la partita contro il Bari. Gli ultras pugliesi hanno cercato lo scontro, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine. 3 poliziotti del secondo reparto mobile di Padova sono rimasti feriti e sono stati portati in pronto soccorso. Il sindacato di polizia FSP ha divulgato le foto delle botte e delle ferite, condannando le continue violenze che si registrano fuori e dentro gli stadi. Per ogni incontro in cui si verificano incidenti, le curve delle squadre interessate devono rimanere chiuse almeno 3 turni, chiede Walter Mazzetti, segretario generale FSP Polizia di Stato. Un'aggressione violenta durante la quale gli ultra hanno usato bombe carta e coltelli, aggiunge ancora il sindacato di polizia. I poliziotti hanno riportato ustioni e ferite alle mani. Segretario, agenti feriti, abbiamo visto anche dal servizio, insomma c'è qualcosa che non va qui. C'è qualcosa che non va e il nostro sindacato sono mesi che sta denunciando un inasprimento di quelli che sono tutte le manifestazioni sia di carattere sociopolitico che sportivo. In questo caso abbiamo avuto il ferimento di 5 agenti, anche in maniera abbastanza seria, ma da dicembre ad oggi il tributo che pagano gli uomini del reparto mobile di Padova è altissimo. Basti pensare che sono una trentina i colleghi che nelle manifestazioni o di carattere sociale o di carattere sportivo hanno riportato seri traumi. Questa cosa ci deve far riflettere perché ci troviamo di fronte a uno spartiacque. Questo spartiacque sicuramente richiede l'attenzione sia politica sia mediatica, ma soprattutto normativa. Ci troviamo di fronte alla necessità in questo caso di dover adottare per la polizia nuovi strumenti dal punto di vista giuridico, l'inasprimento delle pene. Questo potrebbe sicuramente giovare a calmare gli animi nei vari servizi di ordine pubblico, ma questo solo non serve, non basta. Dobbiamo dare un chiaro segnale per esempio ai tifosi. E come colpire il tifoso? Noi ieri sera abbiamo lanciato provocatoriamente un'idea: bloccare la curva per 3 partite. È questo una forma di evoluzione di quello che era il DASPO, che abbiamo notato non funziona più, va aggiornato. Quindi bloccare quello che è la cosa che a loro in quel frangente è più cara. Naturalmente non bisogna generalizzare e non dobbiamo cadere nel rischio di generalizzare. Restano sempre degli eventi confinati a pochi, permettetemi il termine, cialtroni, violenti, aggressivi, primordiali, che si abbandonano o abbandonano i propri istinti alla violenza, e questo non ha niente di sportivo. Un altro strumento che è necessario in questo momento è quello tecnico: dotare i poliziotti dei droni, di tutti quanti quegli strumenti innovativi che la tecnologia in giro per l'Europa ci sta fornendo. È giusto adottarli anche in Italia. Fatti come quelli di Pisa, se avessero avuto un strumento tecnico nell'immediato che avrebbe potuto ricostruire i fatti, la narrazione sarebbe stata senz'altro diversa. Grazie al segretario Luca Capalbo, chiare anche le idee che lanciate, vedremo se saranno raccolte dalla politica, che quella sarebbe la cosa più importante ovviamente. E Marta, ti restituisco la linea. Grazie a Federico Fusetti per questo collegamento. Noi ora andiamo a Vicenza per tornare a parlare del processo per la morte di Davide Rebellin, il campione di ciclismo travolto il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino, travolto da un tir guidato da un camionista tedesco. Oggi colpo di scena all'udienza in tribunale a Vicenza, ma per tutte le novità ci colleghiamo con Carlo Inghilleri con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. A te Carlo, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Hai detto bene, colpo di scena, si va al dibattimento. Qui oggi in tribunale a Vicenza si è consumato questo vero e proprio colpo di scena durante la seconda udienza del processo per la morte di Davide Rebellin. Vi ricordiamo che l'imputato è Wolfgang Rieke, camionista tedesco di 63 anni, che il 30 novembre del 2022, come hai ricordato, travolse e uccise il campione veneto di ciclismo. Ebbene, già in fase di udienza preliminare la difesa del camionista tedesco aveva formulato una richiesta di patteggiamento, richiesta che però il GUP aveva rigettato. Si è andati il 19 febbraio dunque alla prima udienza e anche in questa occasione la difesa di Wolfgang Rieke ha riformulato richiesta di patteggiamento, tra l'altro in questo modo, in questo caso, quantificandola in 3 anni e 11 mesi di reclusione. Una richiesta che era stata nell'ultima occasione accettata anche dal pubblico ministero, per cui oggi in questa udienza sembrava che tutto fosse già deciso, si andasse verso un patteggiamento, e invece no, perché c'è una sorta di vizio di forma. Il giudice ha spiegato che nella sostanza è d'accordo con la quantificazione in 3 anni e 11 mesi di reclusione come pena per il patteggiamento, però purtroppo, dice il giudice, la richiesta è inammissibile, questa richiesta di patteggiamento è inammissibile in quanto era già stata allo stesso modo formulata, e così come formulata era già stata rigettata dal GUP. Quindi di fronte a questo colpo di scena si va al dibattimento, si va all'istruttoria, e così come sentite tra poco ha reagito l'avvocato di Wolfgang Rieke, Andrea Nardin. Sentite le sue parole. I giudici hanno ritenuto di non accogliere allo stato il patteggiamento che avevamo formulato e di procedere con il dibattimento. Questo non è un problema, aspettiamo la prossima udienza fissata per il 27 maggio, nella quale verranno sentiti i consulenti di parte per far valere le nostre ragioni. Sostanzialmente non modifica la posizione del signor Rieke, il quale attualmente ha gli arresti domiciliari, quindi può attendere la prossima udienza serenamente, e appunto ci prepareremo, e alla prossima udienza, quando verranno sentiti i consulenti, ricostruiremo quello che è accaduto il 30 novembre appunto anche con il nostro consulente. Appunto per noi non è un problema, in quanto affrontiamo il dibattimento serenamente. Affrontiamo il dibattimento serenamente, queste le parole di Andrea Nardin, legale di Wolfgang Rieke, che in questo momento si trova agli arresti domiciliari in un appartamento del Trevigiano. A questo punto sentiamo anche come ha reagito l'avvocato della famiglia di Davide Rebellin, che lo sentirete, dirà che alla fine la famiglia è questo che si aspettava, andare a dibattimento. Sembrava che il patteggiamento potesse essere accolto, sembrava appunto anche la concessione degli arresti domiciliari potesse essere un viatico per l'accoglimento dell'istanza di patteggiamento. In realtà il collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di patteggiamento, ritenendo corretta una corrente giurisprudenziale per cui l'istanza di patteggiamento presentata davanti ai giudici del dibattimento deve essere diversa rispetto a quella presentata davanti ai giudici per indagini preliminari. Quindi sulla base di questa corrente giurisprudenziale il Tribunale ha ritenuto inaccoglibile, inammissibile l'istanza di patteggiamento e ha rinviato per il dibattimento al 27 maggio. Adesso è difficile fare previsioni, verranno sentiti i consulenti, quindi vedremo cosa diranno i consulenti, e in questa fase insomma è difficile fare previsioni. La famiglia si aspettava che si andasse a processo, in particolare dopo il rigetto dell'istanza di patteggiamento da parte del giudice delle indagini preliminari, quindi ecco, da parte nostra, da parte della famiglia, è quello che ci aspettavamo.
E questa è la dichiarazione di Davide Picco, legale della famiglia Rebellin. Insomma, avete sentito, la famiglia si aspettava di andare a dibattimento, così è stato. E così sarà il 27 di maggio, lunedì 27 maggio, si comincerà con l'istruttoria alle 14:45 in tribunale a Vicenza. Direi che da qui, dal tribunale, è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghigliari per questo collegamento. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. Ci rivediamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare della tragedia con l'incidente mortale che si è verificato sabato sera nel pedemontana trevigiana ed ha strappato la vita alla 19enne Marica Loprese. L'intera comunità di Mareno di Piave è in lutto. Sul luogo dell'incidente continuano ad essere portati dei fiori a ricordare questa giovane, sono in tanti, anche il presidente della regione Luca Zaia, che di Godega è originario. Io ho visto i vigili del fuoco, l'elicottero, le persone che si sono avvicinate, tante, e siccome io non potevo essere utile. I primi ad arrivare sul luogo dell'incidente dopo i soccorritori sono stati proprio gli amici di Marica Loprese. La 19enne è tragicamente morta ieri sera nello schianto contro un'altra auto che stava percorrendo la bretella di Pianzano. Aspettavano lei e le due amiche in auto con lei. Le ragazze sono miracolosamente sopravvissute all'impatto ed ora sono ricoverate in ospedale. Talmente tante le persone arrivate da costringere le forze dell'ordine ad allontanarle. Lo schianto mortale poco dopo le 19. Marica parte dalla sua casa di Mareno di Piave, dove questa mattina gli scuri sono chiusi. Nessuno, né mamma né papà, se la sente di parlare. Prende le amiche e percorre quei 15 chilometri che la separano dalla festa. Una volta arrivata all'incrocio di via Calbassa, attraversa la bretella per proseguire per via Bavière. La pendenza della strada nasconde la visuale. Marica potrebbe aver tirato dritto allo stop. Da qui l'impatto con l'auto che viaggiava lungo la bretella, forse a velocità sostenuta. Il colpo è fortissimo, l'auto finisce semicapovolta contro il guardrail, deformandolo. Quando i soccorritori arriveranno sul posto troveranno la ragazza già priva di vita. Estraggono le amiche dalle lamiere, rimangono lievemente feriti anche gli occupanti dell'altra automobile, una mamma con il figlio di 14 anni, anche loro portati in ospedale. Marica frequentava il liceo Fanno a Conegliano. La famiglia, conosciuta in paese con la sua bancarella di dolciumi, frutta secca e giocattoli, sempre presente alle fiere di Santa Lucia. Attorno a loro oggi si è stretta l'intera comunità di Mareno, i vicini sgomenti anche loro, il sindaco Andrea Modolo ed il presidente del Veneto Luca Zaia. Mi è sceso il gelo perché poi vedere una ragazza di 19 anni che se ne va in questa maniera penso che sia per tutti la stessa emozione negativa, no? Dall'altro esprimo le mie condoglianze, la mia vicinanza alla famiglia, ai genitori, alle persone che le hanno voluto bene. Dico solo che non si può morire così a 19 anni. Diverse le persone che questa mattina hanno raggiunto il luogo dell'incidente, una strada recente ma ben conosciuta per la sua pericolosità. Tutti gli incidenti che sono avvenuti, tranne uno in cui forse non c'è stato neanche un ferito, gli altri sono stati gravi e più o meno con simile modalità. A novembre dunque l'ultimo incidente sulla bretella di Pianzano con 8 feriti. In quell'episodio fu presentato un esposto per chiedere più sicurezza per quella strada e la sindaca Paola Guzzo chiederà un incontro con i vertici di Autovie. Una bretella autostradale con limite di 70 all'ora che diventa 50 in prossimità dell'incrocio e con divieto di sorpasso. Una lunga striscia d'asfalto che le strade comunali Calbassa, dalla quale proveniva la povera Marica Loprese, e Bavière attraversano. Prima di immettersi c'è per entrambe lo stop. Una bretella percorsa da auto che viaggiano come missili, sulla quale diversi anni fa si ipotizzò anche la costruzione di un sottopasso per collegare le strade in sicurezza. È il sindaco di Godega, Paola Guzzo, questa mattina ad annunciare l'intenzione di interrogare Autovie. La strada, inaugurata nel 2010, pochi anni di vita, è già stata teatro di diversi incidenti. A questo punto, visto che non è il primo episodio, ovviamente si impone anche un confronto con Autovie per capire se possiamo fare qualcosa di più per evitare che quella strada continui ad essere pericolosa. Da sempre paladino della sicurezza stradale, Andrea Dan perse la figlia Manuela proprio sulla strada. A novembre, dopo l'ultimo
l'ultimo incidente con 7 feriti proprio in questo punto presentò un esposto che nulla mosse. Ora, dopo l'ennesimo tragico schianto, minaccia, se non ascoltato, di tornare in tribunale. Il sottoscritto si troverà fronte ai tribunali di Treviso, andrò direttamente dal procuratore capo e inizierò a fare non più un esposto, sentendo i miei consiglieri giuridici, bensì una denuncia penale per omicidio stradale, per omicidio colposo nei confronti dei proprietari delle strade. Uno dei punti più critici in Veneto, questo per Dan, con il triste primato di 4 incidenti mortali negli ultimi 10 anni. Qui serve assolutamente una rotatoria, una microrotatoria, serve assolutamente entro la prossima settimana una nuova segnaletica, per cui da via Baver, da via Calbassa, obbligo di girare a destra, non permettere le macchine di attraversare la tangenziale. Ed ancora cronaca, squadra mobile di Padova impegnata contro lo spaccio di droga con 8 arresti in poche ore, colpito anche lo smercio di stupefacente nell'Alta Padovana. Sono 8 gli arresti eseguiti dalla squadra mobile di Padova negli ultimi giorni e gli agenti hanno sequestrato oltre 400 grammi di droga. 3 stranieri irregolari, 2 di presunta nazionalità egiziana e un 29enne italiano sono stati arrestati per spaccio. Per 2 dei 3 è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Padova e poi l'espulsione con il trasferimento nel centro per i rimpatri di Gardisca di Sonzo. Questi arresti si sommano ai precedenti 4 effettuati, sempre per droga, nei giorni scorsi, mentre i 400 grammi di droga sequestrata in buona parte erano dello spacciatore italiano, incensurato e residente a Bronzola di Campodarsego, arrestato all'uscita del casello autostradale di Padova. I poliziotti avevano avuto delle segnalazioni da clienti di bar dell'Alta Padovana del possibile coinvolgimento del 29enne in attività di spaccio durante il fine settimana in alcuni locali e così agenti in borghese l'hanno individuato e seguito e fermato al casello di Padova Ovest. In un borsone sono stati trovati 300 grammi di hashish, ma nel mirino degli agenti della squadra mobile sono finiti anche gli alloggi di via Bernina a Padova, che ospitano alcuni stranieri in attesa di regolarizzazione, e via Lippi, ma anche Piazzale della Stazione, dove sono stati eseguiti altri arresti per spaccio. Ancora violenza sulle donne. Una 46enne riesce a salvarsi dal compagno violento chiudendosi in camera e chiamando i carabinieri. Si è chiusa in camera per sfuggire all'ennesima violenza del compagno. È qui che è stata trovata dai carabinieri che hanno fatto irruzione da una finestra di un'abitazione di via Magenta a Padova. La donna, una 46enne dello Sri Lanka, si è chiusa in camera da letto dopo che l'uomo, rincasato ubriaco, l'aveva minacciata con un bastone ed era riuscita a lanciare l'allarme al 112. I militari sono entrati dalla finestra della stanza e poi in salotto hanno trovato l'uomo 42enne cingalese insieme al figlio della donna, un 26enne affetto da autismo. La 46enne ha raccontato che si era trasferita a casa del compagno da pochi mesi insieme al figlio e subito erano cominciate le violenze fisiche e psicologiche. Il 42enne connazionale era sempre ubriaco. L'uomo è stato accompagnato in caserma e allontanato dalla casa familiare. Ad Anguillara Veneta ora commozione ieri per la cerimonia del primo anniversario della morte del vice sovrintendente della Polizia di Stato Domenico Zorzino, medaglia d'oro al valor civile, morto nel disperato tentativo di salvare dalle acque del Gorzone un suo compaesano che era finito nel fiume con l'auto. Una piazzetta intitolata Domenico Zorzino nel suo comune, Anguillara Veneta, commozione e dolore ancora vivo e forte dopo un anno dalla morte del poliziotto del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, Domenico Zorzino, che il 3 marzo del 2023 non esitò a buttarsi in acqua per cercare di salvare la vita al suo vicino di casa, Valerio Buoso, finito con l'auto nelle acque del Gorzone. Entrambi morirono annegati e vennero ritrovati il giorno dopo ancora abbracciati nell'ultimo disperato tentativo di salvarsi. Ieri mattina, alla presenza del direttore centrale della direzione anticrimine della Polizia di Stato Alessandro Giuliano, del prefetto di Padova Francesco Messina e del questore di Padova Marco Dorisio, è stata intitolata una nuova piazzetta al poliziotto Zorzino. Presente anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e ovviamente i familiari del vice sovrintendente, medaglia d'oro al valor civile, la moglie, il figlio, i genitori e il fratello. Con il suo gesto di altruismo indimenticabile rende orgogliosi di indossare la stessa uniforme, ha detto il direttore centrale
centrale dell'anticrimine Alessandro Giuliano, a tutti i presenti. Atto vandalico a Tre Baseleghe, danneggiate 2 auto in dotazione al comune. Gomme tagliate, vetri rotti, abbastonate. Atto vandalico senza precedenti a Tre Baseleghe. Le vetture sono state danneggiate con un palo divisorio del parcheggio di Piazzale Fermi. Fortunatamente le telecamere di videosorveglianza della zona hanno ripreso quanto accaduto e le immagini sono già state fornite ai carabinieri che hanno raccolto la denuncia. Dunque i responsabili di questo vile gesto potrebbero avere le ore contate. L'appello poi arriva anche dall'amministrazione comunale a tutti i concittadini. Se qualcuno sa o ha visto qualcosa, vi aspettiamo in comune, si legge sulla pagina Facebook, a seguire la richiesta di denunciare o autodenunciarsi per evitare conseguenze ben più severe. Ed ora torniamo a parlare del maltempo che si è abbattuto nelle ultime 2 settimane sulla nostra regione. Abbiamo in collegamento Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino di Belluno. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ecco, allora, nelle ultime ore ancora neve in quota sulle nostre montagne. Ieri Veneto Strade ha chiuso i passi principali, Pordoi, Falzare, Goggiau e Fedaia, per l'elevato rischio di valanghe. Attualmente diciamo com'è la situazione, cosa dicono i bollettini e qual è l'appello che voi lanciate alle persone in queste ore? Diciamo che il meteo in questo momento si sta verso il bello. Ieri è stata una giornata abbastanza critica per le valanghe perché comunque c'è stata una forte azione naturale nello scaricamento della neve molto pesante che era una neve passata, però già oggi è in via di poi subirà un'ulteriore trasformazione con l'irraggiamento dei. Quindi tra oggi e domani si va a stabilizzare e quindi il grado si abbasserà. Comunque bisogna mantenere alta l'attenzione, soprattutto avere un occhio critico per i versanti che sono esposti all'irraggiamento e fare attenzione ad andare alle ore del mattino. Sappiamo che l'evoluzione del periodo è molto forte, quindi non fare la gita oltre mezzogiorno. Ecco, perché tra l'altro vedo che le previsioni dei prossimi giorni dicono che arriverà insomma la primavera, che questa parentesi di inverno ritardato sembra essere conclusa, per cui anche le temperature si dovrebbero alzare di parecchio, quindi diciamo il rischio aumenta in queste circostanze. Sì, il rischio, facciamo una distinzione, il cambiamento delle temperature, l'innalzamento fa cambiare il manto nevoso, ne fa fare una naturale con un abbassamento del grado. Attenzione però che poi successive dell'evoluzione della giornata si creano un scioglimento, valanghe da slittamento, quindi facciamo attenzione a fare le gite prima già alla nostra attorno alle 11:30 a mezzogiorno. Quindi insomma programmare le gite per tempo e soprattutto mettersi la sveglia presto al mattino. Certo, questa è una prassi che dovrebbe essere sempre da mantenere anche durante tutto l'anno. Certamente in questo periodo è consigliato vivamente. Poi non dimentichiamo di avere a seguito sempre le dotazioni e calcolare la gita con le nostre competenze e valutare sul posto la qualità della neve. Il bollettino è immediato su un'area molto grande, quindi dobbiamo avere una buona competenza per valutare il manto nevoso dove stiamo sciando. Certo, grazie Barattin, la ringrazio, una buona giornata e un buon lavoro a Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino di Belluno. Grazie a voi. Grazie. Allora, continuiamo a parlare di montagna ora perché purtroppo nonostante il maltempo di ieri, 2 escursionisti si sono avventurati sul Grappa e sull'altopiano e hanno dovuto poi richiedere l'intervento del Soccorso Alpino.
Escursionista solitario, nonostante il maltempo che imperversava in montagna, si è avventurato domenica sul Monte Grappa, ma è stato colto da malore a 500 metri dal rifugio Bassano. Ha cercato di ritornare a Campocroce, dove aveva lasciato l'auto, nonostante le sue condizioni di salute, oltre al vento che gli ha divelto l'ombrello, la nebbia che bloccava la visibilità e la pioggia battente. Fortuna ha voluto che una coppia che scendeva dal massiccio in auto lo abbia notato, lo abbia caricato in macchina e accompagnato a Campocroce, dove nel frattempo erano arrivati medico e infermiere del SUEM 118. L'uomo di Vigo d'Arzere è stato preso in carico con un principio di ipotermia e cefalea forte e portato all'ospedale di Castelfranco. Dal Grappa all'altopiano, perché sempre domenica il soccorso alpino di Asiago è stato allertato per un ciaspolatore, 56 anni di Sarcedo, che aveva smarrito l'orientamento a causa della nebbia. L'uomo è riuscito a comunicare tramite WhatsApp inviando la foto del punto in cui si trovava lungo un sentiero nella zona di Monte Castelgomberto, sulla strada che conduce a Malgas La Peur. È stato raggiunto con 2 motoslitte e trasportato alle Melette, dove aveva l'auto. Dagli esperti arriva ancora una volta la raccomandazione di non andare da soli in montagna, specialmente con brutto tempo e abbigliamento non adeguato. Torniamo a Treviso ora con la cronaca. Sabato mattina c'è stato un nuovo episodio di violenza in centro, intorno a mezzogiorno. Questo nuovo fatto, del tutto simile a quello occorso in Piazza Borsa il 29 febbraio scorso. Sabato 2 bande si sono affrontate a calci e pugni fino al fuggi generale, con l'arrivo dei carabinieri chiamati da diversi testimoni. È accaduto appunto nella centralissima Piazza Vittoria, dove prima si sono dati appuntamento 2 nordafricani, poi sono stati raggiunti da altri ragazzini. La rissa davanti agli occhi delle tante persone che frequentavano il centro appunto a mezzogiorno di sabato. 2 le pattuglie di carabinieri intervenute, poco dopo sono arrivate anche le volanti della polizia, sono state chiuse le vie di fuga della piazza e sono stati identificati 2 dei ragazzi. E proprio per prevenire il disagio giovanile che diciamo si sta manifestando in maniera sempre più evidente nell'ultimo periodo, l'ULS 2 della Marca Trevigiana, il Comune di Treviso e volontari insieme partono con il progetto Giovani in Centro, che coinvolge ragazzi, famiglie e scuola. Noi abbiamo creato tutta una situazione in cui sembra che il desiderio sia illimitato, che tutto sia possibile, che tutto si può avere e immediatamente. È chiaro che questo crea tutta una serie di frustrazioni, soprattutto in ragazzi, persone che hanno una certa fragilità, che poi si devono mettere a confronto tra ciò che hanno idealizzato e ciò che realisticamente riescono poi a ottenere. È una generazione che è una generazione di scontenti. Smarriti, disillusi, megalomani, fragili. È la fotografia che restituisce chi lavora quotidianamente con le fragilità che gli adolescenti stanno manifestando. Chi agisce attraverso servizi erogati sul territorio, coordinati dai piani di zona, ribadisce che serve fare prevenzione, intervenire sulle prime zone grigie dei ragazzi, prima che il disagio diventi patologia. Le associazioni, l'interesse della sanità, il sociale, guardano con interesse i bambini da 0 a 10 anni circa, poi quando entrano nella fascia dell'adolescenza un po' tutto rallenta e questi ragazzi cadono un pochettino nell'anonimato. Comune, ULS e volontari insieme lanciano il progetto Giovani in Centro. 4 gruppi di lavoro sono già partiti, 100 gli studenti coinvolti. Nella seconda parte le idee nate dal confronto con il territorio si realizzeranno in eventi ed opportunità in centro a Treviso per i ragazzi. Realizzare uno spazio dedicato ai giovani dove loro possano esprimersi tra pari. Una nuova modalità di intervento che deve prevedere la creatività, perché se tu non prevedi la creatività non ce la fai a stare dietro i giovani. Prevista anche un'attività di rigenerazione urbana, ovvero di recupero, pulizia e rimessa a nuovo di uno spazio urbano inutilizzato ed abbandonato, uno spazio ancora da individuare. Ci fermiamo ora per la pubblicità, ci rivediamo tra poco, restate con noi.
Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Vi ricordo ancora quello che è il tema del nostro sondaggio di oggi, dedicato alla politica. Scisma da re, ritornare alla Lega Nord. Se per voi la risposta è sì, uno squillo al numero che vedete in sovraimpressione sulla barra di colore verde. Se per voi la risposta è no, chiamate il numero che vedete sulla barra di colore rosso. Come sempre l'esito del sondaggio verrà reso noto questa sera nel corso dell'approfondimento di politica di prima serata, Ring in onda a partire dalle 21. Ed ora cambiamo argomento, saluto il nostro prossimo ospite, benvenuto a Matteo Ribon, segretario della CNA del Veneto. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, telespettatori. Allora, sono diversi i temi che volevo affrontare con lei quest'oggi, Ribon, perché è un momento particolarmente caldo questo per le imprese. Partiamo da quella che non è una buona notizia, ed è la crisi del comparto moda. In particolare calzaturiero, pelletteria e tessile stanno soffrendo nel nostro territorio, con una richiesta, sono i dati che avete fornito in questi giorni, con una richiesta di più 63% di cassa integrazione. Che cosa sta succedendo ad un comparto che è, possiamo dire, una delle punte di diamante del Made in Italy? In effetti la situazione è una situazione difficile, soprattutto perché veniamo da un periodo post-Covid che ha fatto aumentare in maniera esponenziale la produzione e anche una certa vivacità nel campo del consumo, che sta subendo un arresto importante, perché come vediamo un po' le stagionalità che sono ridotte o comunque non consentono dei cambi di stagione con una dinamica fissa. I magazzini sono pieni, i negozi fanno difficoltà a vendere i prodotti, e tutto questo poi a cascata arriva alla produzione e alla programmazione dei prossimi mesi e delle prossime collezioni. E noi, che siamo un territorio fortemente manifatturiero e terzista, arriviamo a questo punto ad una difficoltà delle commesse che vengono richieste ai nostri laboratori, e di conseguenza la difficoltà di fare una programmazione, quindi è necessario ricorrere alla cassa integrazione, che si chiama FSBA nell'artigianato, e che ha la necessità di tamponare dei periodi di mancata produzione. Ecco, quindi le vostre riflessioni di fronte a questa situazione, le vostre richieste, quali sono, Ribon? La prima che abbiamo fatto è stata quella di chiedere all'appello che facciamo alla Regione di convocare prima possibile un tavolo con tutte le parti sociali della filiera della moda, per confrontarci ed affrontare assieme questo momento, che in parte era già stato evidenziato prima dell'arrivo del Covid, ma che poi il periodo degli ultimi 3 anni ha in qualche maniera ridimensionato. Serve ragionare in un'ottica di filiera per riposizionare anche tutto il nostro comparto. Teniamo conto ad esempio del mondo del calzaturiero, della Riviera del Brenta, che è sempre stato un fiore all'occhiello di questo territorio, ma che sta subendo delle modifiche e delle evoluzioni all'interno del distretto, che sono in qualche maniera devono essere affrontate a livello di politica industriale. Certo, tra l'altro un fiore all'occhiello non solo di questo territorio, ma della produzione nazionale, no? Alcuni dei marchi più prestigiosi a livello mondiale producono delle calzature made in Italy, made in Veneto. Sì, è proprio così. Un tempo più o meno i numeri delle imprese sono rimasti più o meno gli stessi. Stiamo parlando di circa 550 imprese di vario tipo, la maggior parte sono imprese contoterziste, circa un centinaio è l'ambito dei calzaturifici, comprese anche le maison, le griffe del lusso. E
e parliamo di circa 10.000 addetti, quindi rimane ancora un cuore pulsante. Quello che sta succedendo è che la testa della gestione del distretto un tempo era fortemente ancorata al territorio, oggi è in qualche maniera spinta e governata anche dalle GRIF che hanno dato e stanno dando valore a questo territorio, ma hanno delle dinamiche multinazionali che sono diverse da quelle autoctone e che in qualche maniera riguardano il modello veneto. Senz'altro un po' anche quanto sta succedendo poi con l'e-commerce, no? Rispetto a quello che è il commercio tradizionale. Sì, sono facce diverse di un riposizionamento, dicevamo prima, di tutta la filiera, quindi anche l'ambito distributivo e di vendita è cambiato completamente. Una volta c'erano i negozi fisici, sempre meno vengono concepite come tali, e molto viaggia in termini digitali. Questo impatta poi anche nelle modalità di produzione, che hanno tempi e organizzazione molto diversa, ed è per questo che dobbiamo ragionare tutti assieme anche a livello istituzionale, perché qui bisogna riposizionare un modello e riposizionarlo velocemente, perché se deve continuare a produrre 20 milioni di scarpe in questo cioè 20.000 paia di scarpe ogni stagionalità, e continuare ad essere un punto di riferimento, bisogna fare una riorganizzazione veloce. Ecco, riorganizzazione e riposizionamento delle imprese che passa anche per l'ecologia, no? Per quella che viene chiamata la transizione green, e su questo tema c'è una buona notizia, no? Visto che il governo ha recepito quella che era stata proprio una vostra proposta di finanziare le piccole e medie imprese che installano dei pannelli dei pannelli fotovoltaici sulle proprie aziende. Beh, qui la questione è derivata dal periodo delle difficoltà di approvvigionamento energetico che ci sono state dallo scoppio della guerra in Russia e Ucraina, e poi anche quello che sta accadendo in Medio Oriente. Oltre ad un lavoro di riorganizzazione degli approvvigionamenti, cioè noi dobbiamo comunque contribuire a produrci l'energia in casa. Intendo come paese, e da questo punto di vista la proposta che è stata fatta è stata quella di dire: possiamo fare in modo che l'autoproduzione diventi incentivata e incentivante per le imprese, e mettendo i pannelli fotovoltaici sopra i capannoni possiamo contribuire ad autoprodurci energia, e eventualmente poi in un secondo momento anche lavorare sul tema delle comunità energetiche per aiutare anche la distribuzione con altre imprese oppure anche con privati. Stiamo parlando in Veneto di circa 92.000 capannoni, di cui 11.000 sono dismessi o a basso utilizzo parziale, per quindi un potenziale di 70.000 capannoni al di sopra dei quali può essere installati impianti fotovoltaici per l'autoproduzione, e quindi un giro d'affari, un giro di investimenti in questo caso di circa 15 miliardi di euro. Noi pensiamo che sia una grande operazione dal basso, tarata e mirata soprattutto sulle piccole e le micro imprese, perché le grandi magari sono già in autonomia in grado di gestirsi impianti molto costosi, e attraverso il credito d'imposta si possono incentivare le imprese a dare una mano per l'autoproduzione di energia. Ecco, quindi diciamo poi è un aspetto questo che ha una doppia ricaduta, ovviamente sulle imprese, ma poi anche sulla collettività, sull'ambiente, visto che ovviamente è questa ormai la linea tracciata anche dall'Europa stessa, no? Sì, si tratta di uno dei punti di diversificazione dell'energia pulita, ce ne sono molti altri, possiamo vederne, c'è l'eolico, c'è l'idroelettrico, ci sono tante altre forme, però questo è uno che può in qualche maniera essere incentivato, anche perché dal punto di vista estetico, dal punto di vista del territorio, non ha delle ripercussioni, perché i capannoni ci sono già, i tetti ci sono già, e vanno coperti
da un certo punto di vista con qualcosa che ha un effetto duplice, come quello di aiutare la produzione di energia a consumo del capannone o a consumo condiviso eventualmente anche con aree vicine. Dobbiamo un po' cambiare paradigma, da questo punto di vista le piccole imprese vogliono fare la loro parte. Ecco, a proposito di ecologia e di interventi green, ci sono anche delle notizie poco confortanti, diciamo che molto probabilmente ci si aspettava anche di fronte alla situazione che si è venuta a creare con la fine del super bonus. È proprio di queste ore, per esempio, la notizia dai dati della Camera di Commercio di Treviso Belluno, ma penso che più o meno la fotografia sia quella dell'intera regione, molto probabilmente dell'intera Italia, della chiusura di molte imprese che appunto erano sorte proprio per far fronte alla grande richiesta di interventi che c'era stata in seguito al super bonus. Per Treviso Belluno si parla addirittura di oltre 400 imprese che nell'ultimo periodo sono sparite. Immagino che ve lo aspettavate anche, no, questo aspetto. Certo, perché comunque l'abbiamo anche monitorato ed è uno degli elementi che ha contribuito ad annacquare e a gonfiare l'attività in questo settore. Non è nuovo questo, diciamo che il superbonus ha fatto esplodere alcune situazioni che si sono viste già anche in passato. Ovviamente poi l'edilizia ha avuto un periodo di crisi lungo, dal 2008 al 2018-19, e questa cosa qui si era un po' attenuata. Adesso l'abbiamo visto tutti, non mettiamo ulteriori osservazioni su quello che è stata l'esplosione del super bonus. Dopo, alla fine, chi paga di più delle difficoltà, delle avversità sono le aziende che esistevano prima, che hanno investito negli anni, che hanno voluto mantenere la professionalità e le persone all'interno delle proprie aziende e che vogliono esserci anche domani. Ovviamente quelli che volevano fare i furbi sono arrivati e poi se ne vanno, e questo è un altro elemento del quale dobbiamo tenerne conto. Noi abbiamo detto dall'inizio, e lo ripetiamo anche adesso, è il momento giusto per fare una legge di accesso alla professione. Perché? Perché per fare lavori in edilizia non basta prendere qualcuno dalla strada o comunque da un contesto completamente diverso e mettergli una cazzuola in mano e fargli fare un lavoro edile, perché si tratta di elementi che hanno anche attenzione alla sicurezza, all'ambiente, all'efficientamento, alla delicatezza con la quale poi costruiamo le abitazioni all'interno delle quali devono abitare le persone. Se facciamo una legge di accesso alla professione, lo facciamo per le imprese che vogliono aprire attività e anche per le professionalità, per le competenze che all'interno vengono fatte lavorare. Serve questa cosa qui per fare anche pulizia rispetto a quello che è successo in questi anni e che ci aspettavamo, insomma, anche del fatto che ci siano state imprese che magari non sono tutte nel campo della costruzione, ma altre magari sono della progettazione, sono dei servizi collegati che, come sapete, sono stati molto importanti in questa fase di burocrazia del superbonus, ma è evidente che sono imprese che si sono buttate in questo campo perché produceva dei risultati facili e veloci e che magari domani si butteranno in un altro campo, dal commercio alla ristorazione piuttosto che altre cose. È chiaro che questa tipologia non c'entra nulla con la professionalità che vogliamo all'interno del nostro settore. Ecco, certo, peraltro diciamo sicuramente di lavoro ce ne sarà parecchio da fare, visto che ormai è approvata di fatto, nei fatti, insomma, la nuova direttiva europea Casa Green, la cosiddetta Casa Green, che prevede insomma di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti entro il 2030 con un adeguamento energetico di tutte le abitazioni che si trovano in fascia D o F.
F, quindi quelle diciamo più vecchie, quelle a maggior dispersione energetica. In questo senso diciamo sarà la volta buona che si arriverà ad una politica che metta finalmente chiarezza su questo settore, che diciamo è sicuramente molto sentito dalla popolazione, dalla gran parte dei cittadini, in particolare nel nostro territorio, dove sappiamo insomma che la casa è un po' il bene rifugio e il mattone è sempre stato, no? Come dire, l'investimento e la forma di risparmio più utilizzata dai veneti. Guardi, da questo punto di vista il lavoro non mancherà, perché la direttiva entrerà in vigore. L'unico problema su cui stiamo lavorando, comunque c'è ancora da fare, bisogna decidere l'adeguamento delle tempistiche sulla base della capacità delle varie zone e anche le modalità con le quali si arriverà poi al risultato. E serviranno imprese, serviranno professionalità, c'è spazio per nuovi lavoratori in questo campo, però bisogna anche evitare, bisogna far chiarezza rispetto al fatto che è un mestiere che non si può improvvisare. Non si può improvvisare, non si poteva improvvisare neanche prima, perché ci sono degli ambiti di sicurezza che vanno conosciuti e mantenuti, ma ancora di più adesso, dove le tecnologie, dove le competenze sono sempre più alte, perché le case che andremo a costruire e le case che verranno costruite nei prossimi anni saranno case diverse da quelle degli anni 50, 60 e 70, con della tecnologia, con delle elementi tecnici molto diversi, e questo deve essere oggetto di formazione, deve essere oggetto di professionalità, e noi siamo disposti a fare questo. Il nostro compito è quello di accompagnare imprese e lavoratori in questa transizione, e speriamo che anche le istituzioni e la politica capiscano che dopo quello che è successo è necessario valorizzare e aiutare e supportare le imprese e i lavoratori che vogliono lavorare correttamente in questa nuova partita che sarà la direttiva Green, e non una dinamica dove tutti si buttano e chi prima arriva meglio alloggia. Non è questo il modello che noi vogliamo. Insomma, aiutare chi sa farlo il mestiere, perché poi oltre che ad andare a vantaggio delle aziende serie è un vantaggio anche per i cittadini, perché non dimentichiamo che magari chi si trova ad aver affidato dei lavori a delle imprese che poi spariscono nel nulla difficilmente potrà avere anche la garanzia qualora si dovessero verificare dei problemi nei 10 anni successivi, come già ventila più di qualcuno proprio per il caso Superbonus, no? Sì, perché poi alla fine la popolazione è interessata non solo nel momento in cui viene realizzata la ristrutturazione, ma soprattutto nei 10 anni successivi. Cioè dobbiamo capire che dobbiamo fare delle cose che devono avere una durata nel tempo e una certa qualità della vita e dei contesti abitativi, e questo aiuta anche la salute pubblica. Per dirne una, ovviamente all'interno delle case ci passiamo molto tempo. Se abbiamo case salubri, abbiamo case che sono ecologicamente sostenibili, anche la durata della vita e diciamo la difficoltà di essere colpiti da fenomeni e da malattie di vario tipo può essere aiutato, e quindi è necessario da questo punto di vista lavorare in questa direzione. Molte volte non ci pensiamo, ma la casa è un elemento che raggruppa moltissime questioni, e se le guardiamo da tutti i punti di vista probabilmente facciamo un lavoro intelligente e strutturato nel tempo, che può essere aiutato anche dalle istituzioni. Senz'altro, e di questo sicuramente avremo modo di parlare anche successivamente, poiché insomma siamo appena all'inizio, no? Vedremo quindi quelle che saranno poi le declinazioni dei provvedimenti europei sul nostro paese, e quelle che saranno le misure che verranno prese dal governo italiano, speriamo questa volta strutturali, in modo da mettere fine insomma a questo caos che purtroppo c'è stato negli anni passati. Io ringrazio Matteo Ribon, CNA del Veneto, per essere stato con noi. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie mille. Noi ora
ritorniamo con la cronaca a Treviso, perché c'è stata una vicenda che ha profondamente colpito la comunità di Spresiano sabato scorso, e il seguito è ancora forse più grave, con l'orrore sui social per la diffusione in rete del video del giovane 26enne di Spresiano che si è tolto la vita impiccandosi al traliccio della ferrovia. Indignato il sindaco Marco Della Pietra. Sentiamo. Circola un video in rete che definire squallido è poco e testimonia la tragedia che è accaduta ieri a Lovadina. Bene, volevo dire a chi ha avuto il coraggio di fare un video del genere, ma soprattutto anche a chi lo condividerà, che io in primis, ma penso che anche altre persone faranno tutto quanto nelle loro possibilità affinché questi individui vengano perseguiti, perché è indecente che un video del genere circoli in rete. Io non so dove stiamo andando a finire. È una cosa veramente fatta da persone prive di scrupoli, senza cuore e che non hanno rispetto per la sofferenza degli altri. Io, credetemi, non ho mai assistito a una cosa del genere, mi auguro anche di non assistere più, ma veramente che schifo, vergogneve. Questo è il sindaco di Spresiano. Continuiamo ancora con la politica. Gianantonio Darè ieri tra i leghisti a Valdobbiadene per l'inaugurazione della fiera di San Gregorio, tra strette di mano e sorrisi, mentre dalla Lombardia si dicono pronti ad espellerlo anche dalla Lega Nord. Tony Darè, Flavio Tosi, no dai, una battuta, Flavio Tosi ha detto che l'aspetta a braccia aperte. Non ho nulla, sta ancora... perché passa oltre lì, dai. I panni da europarlamentare non li ha di certo svestiti e puntuale all'inaugurazione della fiera di San Gregorio a Valdobbiadene non ha voluto mancare, ma di politica nella sua prima uscita pubblica dopo la decisione del direttivo regionale della Lega di chiedere la sua espulsione e dopo la conferenza stampa in cui ha annunciato di essere pronto a riprendere le redini della Lega Nord, Gianantonio Darè non parla, almeno non davanti alle telecamere. Nessun commento alle parole del coordinatore azzurro Flavio Tosi, che in Forza Italia lo accoglierebbe a braccia aperte, men che meno alla notizia che il commissario della Lega Nord, il deputato lombardo Igor Iezzi, sarebbe pronto a espellerlo pure da lì. Chiacchiere e sorrisi in compenso, la stretta di mano di Luca Zaia, il saluto del consigliere leghista Marzio Favero. Il capogruppo della Lega in regione, Alberto Villanova, e poi il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Ha l'aria di portare al petto una medaglia, Darè, più che una lettera scarlatta, quando si siede in platea con l'espressione di chi sta rispondendo a un messaggio che gli ha fatto piacere leggere. D'altro canto gliene stanno arrivando parecchie di attestazioni di solidarietà e qualcuna potrebbe anche tradursi in adesione a un eventuale nuovo progetto politico. Nel frattempo c'è la partita di Vittorio Veneto da giocare, con lui che sa di avere voce in capitolo e ammonisce a non avere fretta. Tranquillino, se ci parliamo. E la politica sarà al centro del dibattito su Ring questa sera a partire dalle 21. Ospiti di Christian Arboit, Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico della Lega, Marco Zabai del PD, molto probabilmente ci sarà anche Gianantonio Darè, poi Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, ed ancora Fabio Maggio di Forza Italia ed Enrico Cappelletti, deputato del Movimento 5 Stelle. Appuntamento quindi con Ring a partire dalle 21 e subito dopo il TG. Vi ricordo l'appuntamento con la salute alle 13:40. Si parlerà di ernia cervicale e delle moderne tecniche microinvasive per trattare questa dolorosa patologia. In studio il dottor Alberto Alexandre. È tutto dunque, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buon pomeriggio. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.
Bentrovati al meteo. La settimana inizia all'insegna di un tempo ancora spiccatamente incerto. Vediamo il dettaglio di lunedì 11 marzo. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi con frequenti nebbie in diradamento a seguire. Nel pomeriggio saranno probabili delle precipitazioni sparse alternate a parentesi asciutte. Le temperature saranno ancora stazionarie, minime tra 5 e 7 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente nubi basse e foschie, specie in pianura, possibili locali piogge sparse e intermittenti con qualche schiarita dal pomeriggio. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà parzialmente soleggiato, non sono del tutto escluse delle deboli precipitazioni. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 13. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.